Adesso cominciamo proprio il festival con il primo evento. Il primo evento della serata è la Lectio Magistralis del professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Padova, la professoressa Lorenza Carlassare. Invito a salire sul palco. Qui. Invitiamo anche i ragazzi, gli studenti allora qui sopra a sedersi, grazie. Buonasera a tutti. Allora, mi sono dimenticata a casa, avevo preparato un bel pieno di carte, di pezzi della Costituzione e sono rimaste a casa. Allora, siccome mi dispiace, Bartol dice che i vecchi, e io sono vecchia, mi fa tanto piacere di essere vecchia, perché oltre ad avere studiato molte cose, le ho anche molte vissute, il che francamente ti rende molto più agevole anche parlare. Allora, anche senza carte, parliamo lo stesso. Il problema che cercherò, e forse è meglio che abbia dimenticato le carte, perché così invece di fare un discorso troppo giuridico facciamo un discorso forse che è più gradito alle persone presenti. Parlare dei rapporti tra i cittadini e i loro rappresentanti è molto difficile, perché il concetto di rappresentanza politica è un concetto, qui un po' di qualcosa di giuridico lo devo dire, è un concetto non sempre uniformemente inteso. Ci sono vari modi di intendere questa rappresentanza e perciò io ci tenevo che nel titolo venisse fuori nella democrazia costituzionale, e subito da quello che fra poco dirò capirete perché ci tengo molto a questa precisazione della democrazia costituzionale, perché certo, come è stato detto, la rappresentanza è collegata alla democrazia. Certo, se non c'è democrazia non ci può essere rappresentanza. Perché? Cos'è? Chi sono questi rappresentanti? A cosa servono? Allora, servono al fatto che l'articolo 1 della Costituzione, andiamo su questo, ci dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Allora, cominciamo col dire, ma come la esercita? E certamente la democrazia, come dice la parola, è potere del popolo, governo del popolo, ma fin dall'antichità ci si è interrogati su due punti che mi sembrano importanti. Prima, chi è il popolo? E guardate che nella popolo attivo che può partecipare, e guardate che nella storia le risposte sono state tante e molto limitative. Su questo punto sarò breve, anche perché su una parte ho visto che ne parlerà, mi pare, la professoressa Di Mora. Cominciamo col dire, lo accenno solo, che nel popolo, ma il boicottaggio è continuo, nel popolo per tanti secoli e anni non sono state comprese le donne, perché le donne non votano, non votavano. Hanno cominciato, vedi, lui ce l'ha a morte perché è un maschio di quelli vecchi cattivi. Allora, le donne hanno cominciato a votare soltanto con la Costituzione repubblicana. Allora, vedete, chi sono? Chi è che fa questo popolo che governa? Chi è?
vediamo, no, non cessa. Allora, questo popolo che governa chi è? E può essere costituito, vediamo un po' se magari, no, non c'è modo di farlo finire perché è un po' difficile. No. Mi sentite lo stesso? Allora, potrebbe essere, su chi governa, su chi è il popolo, torno a dire, nella storia ci sono state tante difficoltà di individuazione. Ora, anche l'altro discorso è, cosa vuol dire che il popolo governa? In che modo? Attraverso quali meccanismi il popolo governa? Allora, nella democrazia antica, voi sapete, parliamo IV secolo a.C., Atene, eccetera, dove la democrazia nasce, non nasce come democrazia rappresentativa, perché per parlare dei oh, che bellezza! Le campane mi piacciono di più. Allora, per parlare di democrazia e di governo di popolo bisogna risalire alle origini. Naturalmente in Atene la democrazia non aveva bisogno di rappresentanti, perché era una democrazia formata sulla diretta partecipazione dei cittadini. Le decisioni venivano prese così in piazza, l'agorà. Però attenzione su chi è il popolo, chi era il popolo: maschi adulti liberi, pochissime persone in piccole città, gli schiavi no, le donne no, i minori no, quelli che non erano liberi, quindi erano poche persone che molto bene decidevano insieme in piazza. Quindi chi è il popolo? Era pochissimo il popolo, cioè erano molto pochi, e in questo modo potevano prendere le decisioni direttamente. Naturalmente quando la democrazia ritorna, parliamo del nostro continente, non è molto presto, passano secoli. Nel Medioevo ci sono forme di democrazia, come tutti sapete, e in Inghilterra da molto tempo si evolvono le antiche istituzioni medievali e il Parlamento comincia ad essere anche in parte una delle camere rappresentative. Ma se parliamo dell'Europa continentale, quando è che torna? E lì bisogna sempre far capo a un evento che ci ha segnato la nostra storia, che è la Rivoluzione francese. E allora da lì cominciano di nuovo questi fermenti. Ce n'erano state cose, ma io dico proprio la democrazia nel senso che diamo oggi, la vediamo lì. Naturalmente, di fronte al numero di persone che sono negli stati, l'idea della democrazia diretta non è più pensabile, le decisioni non possono essere assunte così. E quindi in che modo governa il popolo? Governa attraverso i propri rappresentanti. Ma allora qui viene fuori un problema. Cosa vuol dire rappresentanza? Chi sono? Che tipo di rapporto? Voi qui avete messo giustamente i cittadini e i loro rappresentanti. Che tipo di rapporto c'è? Esiste una relazione stretta? Come sono configurati i rapporti fra questi soggetti, tra chi rappresenta e chi è rappresentato? Certamente una relazione ci deve essere, perché se no non avrebbe senso nessun discorso, né avrebbe senso la democrazia. Il popolo può esercitare anche direttamente alcuni poteri, però sicuramente la maggior parte delle decisioni pubbliche vengono prese in via indiretta attraverso i rappresentanti. E allora qui io ci tengo, c'è un punto che vorrei sottolineare, perché è la cosa principale di questo discorso sulla rappresentanza. Due concezioni antitetiche della rappresentanza che si fronteggiano e si sono fronteggiate nella storia.
e l'interesse per la rappresentanza anche presso i giuristi ritorna in momenti storici particolari, in certe fasi della storia. Vedremo poi il fascismo, per esempio, come risolve questo problema, è molto interessante per noi anche oggi. Oppure oggi, perché noi sentiamo sempre più un distacco, che era stato menzionato anche dagli oratori che mi hanno preceduto, un distacco fra i cittadini e chi li dovrebbe rappresentare. Si ha la sensazione che qualche cosa si è rotto nel rapporto rappresentativo. E allora io vorrei sottolineare questi due modi di intendere la rappresentanza. Guardate, io parlo dei due modi estremi. Allora, la rappresentanza ha una faccia duplice che sempre c'è ed è ineliminabile, ma a seconda che si accentui uno dei lati della faccia oppure l'altro cambia tutto. Allora, qualcuno la può vedere, anzi democraticamente, in una democrazia costituzionale, la rappresentanza come rapporto rappresentativo. Cosa vuol dire? La relazione che c'è tra i rappresentanti e i loro elettori, cioè il rapporto di rappresentanza, quindi un legame fra i due. Oppure si accentua da alcuni e in certi periodi storici l'altra faccia della rappresentanza come posizione di potere. Attenzione, ci sono tutte e due, perché c'è il rapporto rappresentativo in una situazione fisiologica, cioè una relazione, io eleggo determinate persone perché mi corrispondono, perché rappresentano qualcosa. Intanto cosa rappresentano? Io credo che politicamente più che una rappresentanza di persone sia una rappresentanza di idee, rappresentano delle idee, dei progetti di società, dei pensieri che condivido, delle forme. E quindi il legame ci deve essere, almeno in una democrazia costituzionale. Ma è sicuro che come li eleggo il voto serve anche a legittimare la loro posizione di potere. Fisiologicamente ci sono tutte e due le cose, ma in certe fasi storiche si tende a deprimere l'uno degli aspetti a favore dell'altro. Cosa intendo dire? Spesso si tende, e ne parlo non perché è una cosa antica, ma perché purtroppo è una cosa che è ritornata in questi anni e vedremo che Oliforme ha preso, si torna a mettere particolarmente in luce la posizione di potere dei rappresentanti. Loro in qualche modo possono essere anche scissi dai loro elettori, non importa, sono lì e hanno il potere, in questo senso sono rappresentativi. Allora io per far vedere la parte estrema di questa posizione, perciò ricordo il fascismo. Il fascismo è andato a finire che poi i rappresentanti non c'erano neanche più fisicamente perché non ci sono più state le elezioni, quindi il problema è stato risolto drasticamente. Però si è continuato a parlare di questo e all'inizio cosa si diceva? Si sono cominciati a fare dei discorsi, per questo mi dispiace non avere le carte, perché sarebbe più bello che vi potessi leggere per esempio delle frasi di Mussolini o di qualcun altro che sono molto espressive. Dice: il popolo, non è importante chi il popolo vota, le liste preparate dal Gran Consiglio del Fascismo, liste precotte, ci ricorda qualcosa, vero? Perché a me la storia interessa, perché se no non serve. Non importa chi verrà eletto, perché tanto è un modo, anche qui torna qualcosa, non è tanto per eleggere il Parlamento, Mussolini, che non conta nulla, è per scegliere il governo. In qualche modo quindi si vota
sì per il Parlamento, ma tanto cosa importa anche se le liste sono preformate, perché quello che conta è che si dà una specie di, come dire, di osanna a chi governa. E guardate che questo purtroppo in qualche modo, l'ultimo giorno c'è Pasquino, qualche cosa nel suo pensiero, in qualche modo tornava così: si vota per il governo, no, si vota per il Parlamento, perché la sede della rappresentanza della sovranità popolare è il Parlamento, è l'organo direttamente eletto. La Costituzione e i costituenti hanno sottolineato in modo fortissimo la posizione preminente del Parlamento, perché è l'organo rappresentativo, perché è il modo in cui si realizza la democrazia, il modo in cui quell'articolo 1 che dice che la sovranità appartiene al popolo prende valore. Ma in qualche modo questa tesi, che poi appunto ritorna in forme, certo non quelle del fascismo per carità, ma c'è sotto sempre quest'idea del potere che prevale. La democrazia non è il potere dei vertici, la democrazia è il potere della base, è il potere del popolo. I vertici sono nei sistemi autoritari, non abbiamo bisogno di scomodare la democrazia. Allora, qui ci sono delle sottolineature da fare. Cosa dice l'articolo 1 della Costituzione? È una cosa che io sottolineo sempre, ci tengo molto, la ripeto spesso e la ripeterò ancora in futuro. L'articolo 1 dice: la sovranità appartiene al popolo che la esercita. Allora, perché il verbo appartiene? Guardate che nelle cose del diritto, qualsiasi forma giuridica, questo lo dico anche ai giovani, le parole sono pietre davvero, cioè non sono scelte a caso. In Assemblea Costituente si discusse a lungo perché il progetto originario non conteneva il verbo appartiene, conteneva un altro verbo, il verbo emana. La sovranità emana dal popolo. Allora qualcuno, ve lo assicuro perché li ho letti, mi dispiace non ho qui le carte, ma ve lo posso assicurare, il dibattito si svolse così e prevalse l'idea di scrivere appartiene, perché qualcuno in Assemblea Costituente fece osservare che scrivendo emana potevano esserci degli equivoci, non so se mi spiego. Emana, sì, sta nel popolo, però nel momento del voto parte da lui e legittima il potere degli altri. Ecco che ci ritroviamo con la rappresentanza come posizione di potere. Emana, ma li lascia, abbandona il popolo per trasferirsi in colui che è stato eletto o in coloro che sono stati eletti. E allora i costituenti hanno detto: no, emana non lo vogliamo, cambiamo questo verbo e scriviamo appartiene al popolo. Allora i giuristi, un nostro maestro comune del professor Bartolo e mio che era Crisafulli, proprio sottolineava moltissimo questo punto dell'appartenenza continua del popolo. E altro giurista importante, Lavagna, parla di democrazia continua, permanente. Cosa vuol dire? La volontà popolare non è significante solo nel momento delle elezioni, non so se mi spiego, ma sempre tutto l'apparato statale che, come dice un altro nostro maestro, guardo loro perché insomma le ascendenze in parte sono comuni, che era Paladin, dice l'apparato statale ha una funzione strumentale rispetto al popolo, cioè è lo strumento attraverso il quale il popolo esercita la sua sovranità. Cosa vuol dire? E Crisafulli sottolinea: ci deve essere una corrispondenza permanente tra gli indirizzi del popolo e quello che viene esercitato, il potere come viene esercitato.
Ora, francamente, io questa corrispondenza non la sto vedendo da un po' di anni. Allora, insisto molto su questo, perché non è che l'eletto è svincolato dagli elettori, gli diamo un potere e lui fa ciò che crede secondo la sua testa. No, deve essere sempre rapportato con il corpo sociale e con gli umori e le possibili mutazioni anche dell'opinione pubblica, che deve seguire, perché è lì la sovranità. La sovranità non si trasferisce per niente. In questi anni c'era anche quest'idea, sostenuta da alcuni anche nostri colleghi, mica tanti, per la verità abbastanza pochi, però seguiti molto dai politici, che in qualche modo ci sia la sovranità e questa sia qualche cosa appunto che si trasferisce, e l'idea della cosiddetta democrazia immediata. Che cosa volevano dire parlando di democrazia immediata? Volevano dire che appunto non si passa più attraverso il Parlamento, come diceva Mussolini, si elegge il governo, si vota per il governo. Non è così, la nostra Costituzione non prescrive questo. E non si saltano queste mediazioni. Allora, noi ci troviamo quindi di fronte a delle tensioni nel concetto di rappresentanza, che non solo sono nella storia e sono nei giuristi, ma le vediamo rappresentate anche sulla scena politica e giuridica, perché molti giuristi, attenzione, nella storia, adesso un po' meno, ma non tutti, amano essere i cantori del potere e quindi dicono per lo più le cose che piacciono al potere. Ecco, qualcuno di noi non è così, io poi meno di tutti, se proprio si dovesse dire, perché ho sempre avuto l'abitudine di pensare che la funzione di uno studioso non è quella di elogiare i potenti, ma è quella di mettergli delle spine, anche a fin di bene, non per demolire, ma delle spine nel fianco per far vedere con una posizione critica quello che forse non è il caso di fare o di concepire. E allora vediamo che si è arrivati distorcendo il concetto di rappresentanza politica, il che ha portato già con queste cose del maggioritario, che per carità va benissimo, ecco, si è arrivati ad una esaltazione del potere della maggioranza. La maggioranza è sovrana, gli altri devono tacere. Attenzione, perché io ho sottolineato la parola democrazia costituzionale? Perché la democrazia costituzionale, prendo di nuovo uno dei nostri maestri, come dice Paladini, è una democrazia necessariamente pluralista, chiede pluralismo politico, sociale, religioso, in tutte le forme. E soprattutto, se la parola democrazia è affiancata all'aggettivo costituzionale, bisogna ricordare cos'è il costituzionalismo e perché nasce e quali sono le istanze che attraverso il costituzionalismo si vogliono portare avanti. L'istanza che il costituzionalismo vuole portare avanti, non mi stancherò di ripeterlo, non mi stancherò proprio perché capisco che bisogna ripeterlo. Il costituzionalismo nasce per porre limiti e regole al potere, non per rafforzare il potere, per porre limiti e regole al potere. Cosa vuol dire? Nasce perché non sia un potere arbitrario e assoluto. Le parole chiave del costituzionalismo sono sempre quelle dell'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Francia rivoluzionaria, 1789. Che cosa dice l'articolo 16? Che una società nella quale non è assicurata la garanzia dei diritti
e non è attuata la divisione dei poteri, non ha Costituzione. Cosa vuol dire? Ci può essere una carta, una bella carta con scritto sopra Costituzione, ma se non ha queste due cose dentro non è una Costituzione. Il costituzionalismo cosa vuole? La garanzia e la tutela dei diritti, e questi da noi sono nella prima parte della Costituzione, ma poi vuole una struttura dello Stato e un'organizzazione dello Stato che non metta a rischio i diritti, che difenda le minoranze, che difenda le posizioni diverse, che si arricchisca nel pluralismo, nella diversità e rispetti tutte le opinioni. Allora, in modo che il potere non prevarichi. E allora, cosa vuol dire porre limiti al potere? Cos'è la divisione dei poteri? Vuol dire il costituzionalismo è contro la concentrazione, i poteri non si possono concentrare in un unico organo, in un unico soggetto, ma devono essere esercitati da più poteri dello Stato che si trovano al vertice e si limitano a vicenda. L'esempio migliore come divisione dei poteri, il più chiaro, è quello della Repubblica degli Stati Uniti, che è una repubblica presidenziale. Allora, quando si parla di presidenzialismo, io non ho niente contro il presidenzialismo, ma vorrei che fosse un presidenzialismo costituzionale, cioè come quello degli Stati Uniti, dove c'è la limitazione del potere. Allora noi abbiamo il presidente che è a capo dell'amministrazione federale, che ha però davanti a sé, e amministra e porta avanti le questioni dello Stato, ma ha davanti a sé un congresso fortissimo, che se vuole non gli approva le leggi. Se non gli approva le leggi, lui quella politica non la può fare. Gli deve approvare le spese, perché se non gli approva le spese il presidente è fermo. Io non so quanto le persone qui presenti seguono i fatti, ma anni fa, ma anche quest'anno è tornata fuori la storia che non gli approvavano il bilancio federale, e sicché se non gli approvano il bilancio federale tutto sta fermo, tutto sta fermo, c'è un braccio di ferro fra i due. Che cosa vuol dire questo? Che un potere limita l'altro. Questi non sono impacci. A casa nostra si dice ci sono gli impacci, dobbiamo togliere gli impacci, come diceva Mussolini, bisogna votare rapidamente tutte le cose, togliere di mezzo tutti questi partiti che non servono perché portano impacci. Gli impacci sono la democrazia, sono la riflessione, sono il contraddittorio, sono le decisioni prese dopo aver sentito anche le opinioni degli altri. Allora, il presidente americano poi non ha solo il Parlamento che lo contrasta, insomma, non è che lo contrasta sempre, lo contrasta quando l'opinione della maggioranza parlamentare è diversa, ma ha a che vedere con un potere giudiziario indipendente e fortissimo, che non ha paura che gli dicano questa magistratura disturba tutti, come hanno detto per tanti anni da noi, è una persecuzione, la magistratura disturba, ferma l'azione del potere. Li ferma e come? Io non so anche qui quante cose abbiate seguito, ma per esempio penso a tantissimi anni fa alla posizione di Nixon, che addirittura dovete lasciare il potere, minacciato di impeachment, e perché aveva fatto delle cose che da noi dice bambino cosa hai fatto, ma non importa, non hai fatto niente, aveva semplicemente messo dei microfoni nell'assemblea del partito democratico, aveva messo i microfoni, quindi aveva spiato, per carità è un'azione orribile, però dico allora sì, in qualche modo un'azione abbastanza innocente, però allora lui non voleva, Nixon e la sua amministrazione non volevano esibire i nastri di queste registrazioni, ma il giudice gli ha imposto di portare queste registrazioni e le ha volute, gliel'ha imposto e le ha dovute portare. Parliamo di Clinton.
lì era anche una storia privata, spiacevole, ma tutti i guai di Clinton non sono derivati da sto fatto che aveva sta segretaria che non ho capito bene, insomma, però sono nati dal fatto che ha mentito. Non so, io vorrei che mi seguiste, forse il fatto che non ho le carte va benissimo, perché così parlo proprio in libertà, spero che mi seguiate meglio. Lui ha mentito ai giudici e ha mentito al Parlamento, ha mentito, e quindi gli hanno aperto un procedimento di impeachment anche a lui. Io non so se ci rendiamo conto di cosa vuol dire un potere controllato. Da noi il potere controllato non piace, cosa vi posso dire? Allora, la verità è che le concentrazioni di potere non controllato, sono tutte cose che la democrazia costituzionale non vuole. Un'altra cosa, siccome parliamo di rappresentanza, ma è tutto collegato perché le cose non si possono. Chi è oggi, attenzione, quando si fece l'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione, chi era il potere che si voleva limitare? Era il monarca assoluto. Ma cambiano le cose, cambia l'essenza della regola se invece di un monarca assoluto ho un presidente repubblicano? Certo no, l'abbiamo visto negli Stati Uniti. Presidente repubblicano, non repubblicano di partito, il presidente di una repubblica che non è più il monarca assoluto, si trova vincolato da quello stesso principio della divisione dei poteri che era stato enunciato allora. Allora, comunque da noi non c'è più il monarca, non c'è più neanche quel re che avevamo, piccolo, insomma, però chi è oggi che va limitato? Il potere di chi? Verso chi si dirigono le regole della divisione dei poteri, della limitazione? Chi è che governa? La maggioranza. Allora, quello che da noi non si vuol capire è che la maggioranza che governa ha diritto di governare, la maggioranza che ha preso il potere ha diritto di governare, ma non senza regole, senza contrasti e senza impacci, perché i limiti che si vogliono porre al potere, oggi non c'è il sovrano ma c'è la maggioranza, i limiti sono la maggioranza. Ecco perché è molto più duro da far applicare questo principio e piace poco, perché a nessuno piace a tutti piace fare quello che gli pare, insomma, no? Ecco, allora io volevo dire che cosa sono i limiti al potere? Sono di due facce. Sono limiti giuridici messi attraverso le norme sull'organizzazione costituzionale, perciò io dico sono d'accordo con il professor Bartoli, addirittura 20 anni fa ho scritto un lunghissimo saggio, proprio lunghissimo, su una cosa di Einaudi sul Parlamento, titolata così, un bicameralismo discutibile, quindi voi capite bene che già allora pensavo, come pensavamo tutti, che questo bicameralismo va cambiato. Però dico, un conto è dire cambio delle cose restando fermi i principi, e un conto è cambiare le cose in modo da portare di fronte a pericoli. Ora, siccome stiamo parlando di rappresentanza, e però il Parlamento è il centro, non è l'istituzione qualsiasi, è quella in cui appunto c'è questa sovranità del popolo che si esprime, ma ci sono delle cose molto impressionanti da anni, perché non solo si tenta di modificare da anni la Costituzione per eliminare qualcuno di questi vincoli giuridici che disturbano, ma attraverso il sistema elettorale si tende a diminuire il pluralismo politico, e quindi l'altro limite interno al potere è quello che non ci sia un potere solo, ma che ci siano più voci che si fanno sentire. Allora io vorrei invitarvi intanto
l'unica cosa che ho di scritto, che gentilmente un amico mi ha tirato giù, è l'ultima sentenza della Corte Costituzionale in materia elettorale, quella sul Porcellum, eccetera, che dice delle cose molto interessanti, e quelle vi leggerò prima di lasciarvi. Ma c'è una cosa che io tendo sempre a sottolineare, scusate, ma parlare in una piazza e senza le carte è un po', deconcentra un po', spero che riusciate a seguirmi ugualmente. Allora, quando si dice diminuisco i partiti politici, diminuisco, che cosa sto facendo? Sto facendo un'operazione pesante sulla società. Io ricordo sempre, e lo dico, poi faccio nome e cognome perché lui l'ha scritto in un articolo, ricordo sempre uno scritto di Giuliano Amato, che forse qualche collega pure ricorda, quale è intelligente, quindi va dentro le cose, quando c'era il problema dell'abbandono del sistema elettorale proporzionale. Cioè, cosa vuol dire proporzionale? Che più o meno le forze in campo, con dei limiti, ma sono presenti dentro nelle istituzioni, ci sono tutte le voci. E Giuliano Amato ha scritto una cosa vera di cui si parla molto poco. Le domande sociali, le domande che arrivano dal corpo sociale sono troppo numerose e non è possibile soddisfarle senza sacrificare gli interessi che già sono consolidati. Allora qual è la via d'uscita? La via d'uscita è quella di ridurre i canali di trasmissione delle domande. Non so se mi spiego. Bisogna che le domande sociali non arrivino tutte alle istituzioni. E quali sono i canali di trasmissione delle domande? Naturalmente sono i partiti che hanno accesso dentro le istituzioni. Se io levo qualche voce, quei bisogni che quelle voci rappresentavano non ci sono più nelle istituzioni, e noi ci siamo ben accorti in questi ultimi anni di come sono stati trattati i lavoratori, di che situazione si sono trovati, di come è finita, diciamo così, proprio l'articolo 1 non dice solo che la sovranità appartiene al popolo, dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, e non lo dice a caso, intendeva dire che l'unica dignità, l'unica fonte di dignità è il lavoro, e la dignità della persona è la base della Repubblica, la persona umana è quella su cui la Repubblica nostra è costruita, ma la dignità se non hai il lavoro non ce l'hai. E allora noi vediamo che cosa è successo. Se in Parlamento ci fossero state tutte voci forti che avessero difeso quelle posizioni, non saremmo arrivate, e anche qualche capitano di industria non si sarebbe permesso le cose che si è permesso negli ultimi anni, se qualche voce più forte dei lavoratori o anche dei non lavoratori, peggio ancora, perché ci sono intere fasce del popolo che non sono rappresentate. E allora con il maggioritario abbiamo già fatto un bel passo avanti, perché in qualche modo già allora si sono tagliate un'infinità. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di arrivare a questo famoso bipolarismo, quel che volete chiamarlo, bipartitismo, che fa ridere perché sono venuti fuori 50 partiti dopo che abbiamo... Comunque, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che se le forze sono due, naturalmente per contendersi gli elettori ognuno deve annacquare il suo programma politico e quindi tendere tutti verso il centro. Voi lo vedete che tutti adorano il centro, perché in fondo se tu ti avvicini al centro puoi avere un travaso di voti, di elettori che se tu sei radicalizzato nelle tue posizioni forti non avresti mai. E
e così viene fuori questa buona normalizzazione del sistema intorno a un moderatismo generale che sacrifica molte persone, sacrifica esseri umani, sacrifica famiglie. Io devo dire, come cattolica praticante, sono profondamente indignata, diciamo così, dell'indifferenza con la quale noi guardiamo alla situazione delle persone abbandonate totalmente a loro stesse, abbandonate senza, si taglia sulla sanità, si taglia sulla scuola, si taglia su tutto. E vediamo, adesso vediamo, speriamo che io spero molto che questo governo riesca a fare qualche cosa, perché sinceramente da questa situazione dobbiamo uscire. Ma allora il punto chiave è che noi torniamo ad avere con i nostri rappresentanti un rapporto rappresentativo, non li abbiamo messi in una posizione di potere che li svincola dall'elezione, li svincola da noi, sono lì perché li abbiamo messi, ma li abbiamo messi per certe cose. Certo, tutto è molto difficile oggi, perché quelli che rendevano meno fittizia la rappresentanza erano i partiti di una volta. Cosa avevano i partiti di una volta? Erano partiti ideologici e io amo l'ideologia, perché senza ideologia si va solo sul mercato, sui soldi, sulla miseria, sulla banalità, non la miseria materiale, la miseria dello spirito. E allora c'erano delle prospettive. C'erano dei partiti che avevano un segno preciso, andavano uno in una direzione, meno male che erano più d'uno, perché non vorrei il partito unico, vero? Quando qualcuno mi parla di partito nazione, io lì ho avuto un brivido recentemente, perché non mi piace. Cos'è? Un partito che ingloba tutti? No, ci devono essere più partiti. Allora almeno due di solito li vogliono. Allora, adesso le ideologie, si dice, sono cadute, i partiti sono post ideologici, sono pragmatici. Ecco perché la rappresentanza si è spezzata, perché li voti. Insomma, se non mi propongono qualcosa, se non hanno un'idea bella da propormi, io spero che le idee belle risorgano, perché credo insomma che si possa fare, che sia possibile ritornare. I partiti per tanto tempo hanno in qualche modo salvato la rappresentanza politica, perché in qualche modo il cittadino sapeva che votando quel partito, non nei dettagli naturalmente, ma a grandi linee quella era la linea politica da seguire. Oggi francamente non lo sa più, intanto perché si formano con questo bipolarismo coatto. È certo che si formano delle alleanze innaturali, le alleanze innaturali non possono portare bene, perché se uno deve andare a destra e uno a sinistra, a me hanno detto che se una carrozza ha due cavalli o si spezza la carrozza o stanno fermi, perché non si può andare avanti. Allora diciamo un po' più di fluidità nei rapporti politici io credo che sarebbe auspicabile, e anche una partecipazione un po' più viva potrebbe essere importante. In questo senso questi valori della Costituzione che voi qui giustamente ricordate, è bene che li abbiano i giovani, ma qual è la posizione del rappresentante? Perché qui si dovrebbe, forse un po' tardi, vediamo, è un po' tardi, vediamo chi è la faccia dell'organizzatore. 5 no, perché insomma ci sarebbero troppe cose, bisogna che io mi controlli. Le carte mi servivano anche a controllare un po', perché sennò il discorso si allarga molto, ma è molto importante, dicevo, capire qual è giuridicamente la posizione dell'eletto. C'è questo articolo 67, no? Che contro cui un personaggio un po' violento, diciamo, tutti lo sanno, chi si è scagliato. Ma la verità è che è scritto che i parlamentari rappresentano la nazione
ma esercitano il loro mandato senza vincolo di mandato. Cosa vuol dire senza vincolo di mandato? Qui ci si deve capire però. Non è che sono sciolti dalla volontà degli elettori, la corrispondenza con gli elettori deve esistere sempre, perché se no non si comprende perché siano stati eletti. Però senza vincolo di mandato vuol dire che non possono portare, diceva Crisafulli, dentro il Parlamento interessi estranei, cioè non devono avere assunto degli obblighi precisi con nessuno, nemmeno con, ecco, in qualche modo per la loro libertà di pensiero, ma devono stare dentro l'alveo, perché dopo ci sono le sanzioni del gruppo parlamentare che li può espellere dal gruppo e le può fare. Ma la sua libertà di coscienza e di pensiero deve essere salvaguardata, ma non nel senso che può fare quello che vuole. Questo è importante da ricordare, perché questa norma liberale sulla libertà, insomma sul libero mandato parlamentare è molto importante, perché preserva, se le coscienze sono salde, preserva da molti guai. Noi abbiamo visto meschinità continue, persone, insomma c'è Crozza che ci rappresenta, diciamo, no? Quando fa un certo deputato che correva da una parte, poi dall'altra, poi cambia partito perché secondo convenienza. Certo, questo non lo puoi fare, dovrebbero esserci delle misure un po' più drastiche, però in altre parole noi non possiamo nemmeno esagerare su questo svincolo dalla volontà dei propri elettori, perché se no cadiamo, dove cadiamo? Cadiamo nella irresponsabilità, e qui torna un discorso di tanti, ma che lo faceva con grande fermezza Livio Paladin: l'altra faccia della rappresentanza politica è la responsabilità. Cioè, io ti investo di un potere, ma tu sei responsabile, devi rispondere nei miei confronti. Voi sapete che questo discorso della responsabilità è un discorso che sta diventando sempre più forte. Io non credo che da noi si possano assumere delle misure, ma voi sapete per esempio che negli Stati Uniti c'è un istituto molto importante che si chiama il recall, che sarebbe il richiamo, detto in italiano la revoca, per cui un certo numero di elettori può chiedere una sorta di consultazione per revocare una persona eletta. Questo è successo molto di frequente, non a livello federale, ma a livello di singoli Stati membri. Il governatore, per esempio, tutti conoscono quello con le braccia, Schwarzenegger, no? Ecco, che è diventato governatore della California. Lui è stato governatore della California dopo che il precedente governatore era stato oggetto di recall ed era stato revocato, e hanno eletto questo qui. Allora, lì c'è una sanzione che si è fatta anche nei confronti dei parlamentari, non mai nei confronti dei giudici, perché i giudici devono essere indipendenti e quindi non possono essere responsabili verso nessuno. Allora, io non dico di arrivare a forme come queste, però cominciare a sentire che esiste una responsabilità verso gli elettori, verso i loro bisogni, le istanze che hanno manifestato, sarebbe una novità molto bella e molto importante. L'altra novità molto bella e molto importante, vedo che questo governo poi vuol fare tante novità, io spero che le faccia davvero, sarebbe quella di far diventare effettivo l'articolo 54 della Costituzione. I cittadini a cui sono affidate pubbliche funzioni hanno il dovere di esercitarle con disciplina ed onore. Se recuperassimo l'onore, probabilmente gran parte dei nostri problemi sarebbe risolto.
E io credo, ho visto che Renzi ha detto una cosa, non mi piacciono proprio tutte le cose che dice, questa mi è piaciuta, questa è quella dell'edilizia scolastica, che spero che la faccia di sistemarla bene, ma questa mi è piaciuta molto. L'alto tradimento per i funzionari pubblici che non c'è, io lo farei questo, perché dov'è la base per dire che si può fare un reato di alto tradimento per chi manca alla fiducia, tradisce la fiducia che gli è stata conferita attribuendogli quell'incarico? Quando manca la fiducia, come nel mio Veneto purtroppo in questi giorni stiamo vedendo quel che è successo, dico francamente, mi piacerebbe tanto che ci fosse un reato, perché guardate che la parola della Costituzione, torno al discorso di prima, le parole hanno tutte un senso, non dice i cittadini che esercitano pubbliche funzioni. Se voi leggete l'articolo 54 vedete che è scritto i cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni, affidate, è la fides, l'affidamento, io te le affido perché ho fiducia in te. Ci sono tutte queste tipi di sfumature molto interessanti e tu hai tradito la fedeltà che mi dovevi, noi ci siamo fidati, ti abbiamo affidato delle cose, la nostra vita, il nostro futuro e tu hai tradito. Ecco, mi piacerebbe tanto che i nostri rappresentanti sentissero tutti il grande valore dell'affidamento e del rispondere alla fiducia che i cittadini gli hanno dato. Senza carte, scusate, non ve lo dico, ma la sentenza della Corte Costituzionale, che ormai non leggo più perché è troppo tardi, ha annullato quel porcellum. Stiamo attenti alla nuova legge elettorale, perché la Corte dice non si può fare con un premio di maggioranza tanto alto, si porta veramente a una alterazione totale di quella che è la volontà popolare. Qui si parla di un premio al 35 e adesso del 37. Cosa vuol dire? Che quella minoranza, perché il 37 è una minoranza, con un premio in seggi viene ad avere la maggioranza dei seggi e governa il Parlamento da sola. Io non so fare i conti, ma facciamo che sia 35 più semplice. La differenza da 100 sono 65, allora vuol dire che il 35 si prende il Parlamento mentre il 65% ormai la bocca non l'ha più, e allora francamente io vorrei che le voci ci fossero. Questo la Corte Costituzionale lo ha detto, non si può portare una dissociazione troppo forte, perché la rappresentanza politica è il modo in cui il popolo esercita la sua sovranità ed è fondamentale che sia possibile che la eserciti nel modo migliore e tutti devono avere. La Corte poi ha parlato di eguaglianza del voto che viene tradita. Cosa vuol dire eguaglianza del voto? Che i nostri voti devono valere uguale. Allora la Corte dice un minimo di sacrificio dell'eguaglianza del voto in nome della governabilità, di altre cose, si può fare, ma deve essere proporzionata e ragionevole. Allora io mi domando se una soglia di sbarramento dell'8% per i partiti non coalizzati è proporzionata o è ragionevole? Non è nessuna delle due, perché non è ragionevole, perché non è giustificata dalla governabilità. Quelli che creano problemi alla stabilità del governo sono i partiti coalizzati che vanno dentro i quattro gatti e vogliono avere ministeri, posti. I non coalizzati sono semplicemente delle opinioni che siedono in Parlamento e si esprimono. A me piace che ci siano le opinioni, e togliere opinioni che non arrivano all'8% vuol dire depauperare un'assemblea di parti vitali, vitalissime della società. Io non credo che la Corte Costituzionale passerebbe questa legge, così come non ha passato il porcellum. E riflettiamoci tutti e vediamo se riusciamo a dare un po' di corpo a questa rappresentanza politica e un po' di speranza a questo popolo che ne aveva molto bisogno. Grazie.
bevuto un goccio, professoressa? No, grazie, ne ho bisogno. Tiri su. È stata splendida, abbraccio così liberamente. Molto meglio così. Ho piacere di lasciarle questo testo che parla di San Daniele, della nostra storia. Vede com'è grosso, veramente una storia importante, perché su questa piazza non c'è il Leone di San Marco, ad esempio. Una cosa importante anche questa, perché noi avevamo gli statuti di autonomia già a quel tempo ed avevamo la protezione del patriarca da Aquileia, e quindi pagavamo la nostra libertà in prosciutti già a suo tempo al Doge di Venezia. Bellissimo pagarla in Grazie alla professoressa Cassare, che ringraziamo tutti, la sua Lectio Magistralis, e a tutti voi do appuntamento alle ore 21:30 all'Auditorium Malafrata con Mai Morti di Bebo Storti. Grazie e a più tardi. Mi congratulo con tutti per queste belle iniziative che fate.